Pesante bilancio dei controlli anti-Covid eseguiti dalla task force composta dal personale della Questura, della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, del Comando della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nei confronti dei locali del centro storico maggiormente frequentati da giovani avventori, che in barba alle misure di contenimento per la gestione dell'emergenza del Covid-19 hanno affollato senza alcun criterio i locali della Movida nella notte scorsa. L'aumento dei casi di positività al Covid-19, che ha contribuito a classificare la Sicilia in zona gialla, ha imposto all'autorità di pubblica sicurezza di predisporre una vera e propria task force per arginare il fenomeno degli assembramenti nei pressi degli esercizi commerciali e rispettare quindi l'utilizzo di quei dispositivi di protezione individuali. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno proceduto alla sospensione provvisoria per 5 giorni dell'attività del Mojo, Bar Atenea e Ciaula per assembramenti non regolarizzati. Sono stati sanzionati anche 20 avventori perché non indossavano le prescritte mascherine. Un autoveicolo è stato sequestrato in quanto sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria. Analoghi provvedimenti di chiusura sono stati adottati per il bar Girasole, Cantunera e Caffè San Pietro ad opera della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. La Prefettura valuterà e disporrà i giorni di chiusura effettiva delle varie attività in base alla recidiva o meno.